Buonasera a tutti e ben chiatas a Gnovis, pompiers a lavoro per tutti il dì per dome il FUC che all'interesse nell'area dal Chiars, portante evacuazione di residenze di qualche località, Chiare des Flamis, in particolare in tal comune di Doberdò. Impressionante la colonna di fumo che si è diavata sulle zone, portando redut ignote anche a un intosseamento forte con livelli particolati che sono arrivati in a un livello 30 volte più dal limite di Lecce. Tecnici di ARPA lavoro per monitorare la situazione in diversi comuni coinvolti. A Monfalcone, al PIC Tantalt di PMDIS, la sindica Cisinte ha raccomandato espressioni si sta in chiase se sia di lavoro obbligatoria la mascaruta FFP2. Alle FUC più grande mai registrati in regione in ultimi 10 anni per affrontare il fugaron in svol senza interruzione per tanti oris, 2 canadair e 4 elicotteri di protezione civile. A opera centenari di pompiers, forestali e volontari di protezione civile, rivasi di tutti gli sbandi di regione. Gli flammi sono arrivati con di più accesse residuali bellici, presi sul Chiars, Faginius, Clopà. E stante situazioni relative a qualità dell'aria delle zone interessate dall'ARC FUC che si è sviluppato sul Chiars sono stati invitati i comuni di Doberdò, Grazia, Vogna dell'Usince, Roncis di Monfalcone e Saranzan a adottare ordinanze che sulla scorta di che già adottate dal comune di Monfalcone raccomandi in pesori serale l'uso di mascarutis al vierte di tenere più possibile cirassi e barconse, limitanti i movimenti al strength necessari. I comuni di Grau, Gorizia e Duin più lontani dal fronte del FUC decideranno sulla base dall'evolversi da raccolte dai dati sul territorio per le ordinanze. Sarebbe tanto che l'estate deciduto in tal corso dall'inquintri urgenti in prefettura Gorizia in presenza dal vice governatore della regione, assessore protezione civile e salute Riccardi, dall'assessore difesa dell'ambiente Scocimato e dall'assessore ai risorse forestali Stefano Zanir. In considerazione da spodes interruzioni dai collegamenti viettiere per via dal FUC sul Chiars, sono state attivate des dos dopo di misdì di UE collegamenti speciali via mare con il natante del Fino Verde fra Trieste e Monfalcone, con partenci dal Molo Audace di Trieste, Esdos, Cinque e Vod di Sere e di Monfalcone, Estremiege, Sissemiege e Nufemiege di Sere. A Porto Rosega, Mies di TPL dal Friuli Venezia Giulia conducono i passeggeri da ogni la stazione ferroviaria locale. Il servizio è il risultato di una collaborazione fra Regione, TPL e Trenitalia. Si valuterà la prosecuzione del servizio in Teidisca Venin sulla base d'evoluzione della situazione. Molte in pagina le state denunciate dai NAS di Udin, un odontotecnico dal Monfalcone, schiattata cura d'inchie e caris a pazienze. I carabinieri sanno scuier di fatto che l'uomo non dome costruire protesi dentaris, ma l'operava in tal cable orale dei clienti, come se fosse in possesso dei titoli necessari per da svolgere l'attività odontoiatriche. Per che motivi, in tune con l'aspirante dentista, è stata denunciata anche il direttore sanitario delle strutture e tutti e due sono stati accusati di esercizio abusivo delle professioni mediche. In Tiber Days anche il studio odontoiatrico sequestrato in maniera preventiva dal Tribunale di Gorizia. A lavorare intanto che 2 dipendenze team play, ma in realtà ieri dal tutto in neri, senza buste paie regolari, contributi versati e assicurazione. Nel bilancio emergiuto dai controlli fatti dal nucleo ispettorato Carabinieri da lavoro in ex provincia di Udin, i dipendenti non registrati e riempleati in 2 attività differenti dopo sospinduti e sanzionati stante in osservanza anche in materie di sicurezza. A solo una stazione di carburante di Udin e un centro di massaggio orientale di Codroipe. Il Covid sono 2.292 news casi venuti su in questi ultimi 24 ore in regione, 9.505 tamponi fast molecolari e antigenici, 3 le persone morte con Covid, una a Trieste e 2 a Pordenone. Per cercare di riguarda i ricoveri sono 6 in terapia intensive e 289 in che altri reparti.
PNRR in tai paesi dall'Unione Europea è il titolo dell'avvenimento che si è tenuto a Udin a Palazzo Toriani, organizzato di Confindustria. Udin in Viertidura è intervenuto il vicepresidente dell'Associazione Industriale Pietro Petrucco, che si è detto ottimista riguardo alle opportunità offerte dal plan. Il nostro paese rappresenta un modello di non sottovalutare alla giuntata, ossia pur sempre della seconda fabbrica in Europa e da ora da Germania, ossia anche seconda a livello mondiale, van decine da una solita Germania per complessità dal traffico in esportazione, ossia per numerosità di marchiazla che si vende di là di confine. Ovin gli stiati in regola, la di Petrucco, per giocare un ruolo di protagonisti su stiale continentale anche in queste partite. E come in chiarni a Giuidula che il Comune, proprio con il PNRR, ha ottenuto fondi importanti per cura del territorio. Il sindaco Molinari non sclarisce al dettaglio, tanto che proiessa venirà in fase. Noi abbiamo fatto una domanda col PNRR di 1,2 milioni per sistemare il vecchio troi o strade di acciottolato che da capoluogo di Giui alla Versece a passare il Rio Buede, là che già non sempre col vaia viene comandato il point che dice che è romano, comunque va bene, un point che lui ci dice che è straordinario e quindi vorrei di lì venire dopo a San Pieri e di San Pieri il Troia continua per la fino a Fielas e quindi l'intenzione è che per fare una specie di camminare tal verde e quindi andiamo a valorizzare anche quello. E dopo anche per cercare di guardare la spista forestale, le Aldi Contà. Esatto, sì, anche per la spista forestale c'è certamente avuto contributo dalla regione, c'è avuto utilizzato bene e anche lì è fatto in modo che la spista forestale, la comune di Giui, partendo di Secce, a poi arrivare fino a Fieles e di Fieles avanti, da Malga e da Uda, Malga Melet, da Malga Melet si può accedere al comprensore del Zoncolan e quindi come si è voluto che con i comprensori anche Giui hanno messo dentro il comprensore dello Zoncolan e quindi il nostro principale è che i ciclisti che come sono passati non è che hanno aperto la pista, però dicono che è veramente una roba eccezionale. E lì si può valorizzare tutta la zona che poi fa un villaggio turistico o una malghe, queste robe che passano in due acquedotti e quindi la roba principale è l'aria e quindi lì si può fare che si vuole. Tanto che poi viene la Corinth, in forza in avanti, che sta giri di 800 metri, poi l'interiore della Corinth e valorizzare tutta la zona. L'Hymn d'Italia l'ha suonato in Corea, celebrato con la man sul petalo anche un Chiarniel, Eric Pittini, di 24 anni, di Priolo di Sudri, che l'ha conquistata. Qui si è due compagni di squadre, la gara di schitta, squadre si intercoppe dal Mont, che è da Ur a da Welgi a Changwon. In Tune cultivatore Chiarniel des Flammis House hanno celebrato il titolo di tira svol Giancarlo Tazza e Nicolò Sodi di Caserta e di Arezzo. La vittoria è arrivata contro un perentorio 7-1 in te finale, quindi i cinesi strabattuti dopo aver impattato il primo confronto diretto. E alle due parusgnot, Cugnovis, si torna a Iodi domani sera sempre alle stesse ore. Mandi, arrivi odi sì.